Cosa facciamo qui? Noi da quasi 35 anni ormai ci occupiamo di stampa, vera e propria stampa. All'inizio era puramente stampa tipografica, ovvero con caratteri mobili, perché le tecniche in quel periodo erano queste. Quindi noi inizialmente stampavamo con macchine tipografiche e con macchine offset litografiche. Per cui iniziamo una tipografia, abbiamo cominciato appunto col commerciale e dopodiché con gli anni siamo andati, abbiamo virato, soprattutto negli ultimi anni, un po' sull'artistico, tornando alla vecchia stampa tipografica, con dei torchi tipografici, facciamo dei workshop per chi chiede e continuiamo la tradizione della stampa antica che è nata a Venezia. Si apre, si programma, si stampa, si accoglie il cliente. Perché noi abbiamo la fortuna di aver aperto un piccolo spazio di vendita di nostri prodotti, tant'è vero che il marchio registrato Venezia Stampa è stato registrato appunto per tutelare questi prodotti che sono esclusivamente nostri e creati grazie ad amici artisti che ci permettono di riprodurre le loro opere, i loro disegni, eccetera, eccetera. Quindi la giornata viene pianificata secondo delle telefonate, delle mail che arrivano e degli ordini. Però la giornata, metà della giornata è chiaramente per la stampa. Sai, da un tipografo che sono quasi 45 anni che fa questo lavoro, mi piace il mio lavoro. Proprio lo sento dentro, mi piace, per cui ogni giorno che vengo non è un peso per me. Quello che mi piace di più è il rapporto di dialogo con le persone, prima di tutto. Specialmente quando tu riesci a fare un lavoro bello o brutto, ma che soddisfi il cliente. A volte noi facciamo dei lavori molto belli, a volte facciamo lavori molto brutti, però il cliente è contento e quindi questa è la roba più bella, è la cosa più bella secondo me. Non occorre che tu venga qua per comprare, vieni qua per conoscere cosa siamo. Venite a trovarci perché siamo rimasti in pochi che ancora usano certi macchinari e certi metodi di stampa. Venire a trovarci è un'esperienza, secondo me, non dico unica, però particolare. Soprattutto se tu vieni, trovi il profumo della stampa, il profumo dell'inchiostro, ed è un'esperienza, secondo me.